Storia vera, una canzone scritta da me, da Lello Traisci, con il piacere e l'onore di avere qui presente Carlo Ceresa, Attilio Gobbianchi, Carlo Capezzuto e Carlo Monturo. È giusto e doveroso parlare della vera storia di Napoli, io oso dire Partenope perché è bello distinguere Napoli tra Partenope. Il Regno delle Due Sicilie era una nazione che andava bene, funzionava, e contrariamente a quello che la storia contorta ci ha voluto insegnare, era veramente una macchina che sapeva andare avanti e non si fermava mai. Oggi che cosa dobbiamo dire? Basta che leggiamo i giornali, però quelli che veramente sanno parlare e scrivono la verità. Prego. Sei tu che devi dare là. Allora, Carlo Ceresa. Ok, allora per sintetizzare questi concetti voglio dire una piccola poesia che ho scritto proprio su questo tema. Dolorose spine al cor si infiggono quando a rimembrar le glorie, orché la nuda dea si svela orribile, e mesto il pensiero ricorre quei perduti figli e a quel perduto regno che mai più ritornerà. Con questo non bisogna assolutamente pensare a quello che potrebbe essere, diciamo, una retrospettiva e quindi pensare al passato per non poi prendere spunto per il futuro. È tutto, Certo. E quindi è da questo che noi dobbiamo prendere tutte le energie intellettuali e tutta la nostra forza interiore per rinnovare e cercare di migliorare questa realtà che oggi non è affatto positiva. Attilio Gobbianchi, grazie Carlo. E Attilio. allora, appoggiandomi a quello che diceva Carlo, dico che bisogna diffondere quanto più possibile la nostra memoria storica, perché attraverso la storia e la conoscenza di quello che è stato fatto a questo popolo, noi possiamo trasmettere alle nostre future generazioni tutta la rabbia, tutto il malcontento e tutto il danno che abbiamo subito da questa cosiddetta gente del nord che ci è venuta, secondo loro sono venuti a liberare. Questi ci hanno solo procurato danni enormi, hanno preso le nostre risorse, se ne sono portate da loro e non hanno redistribuito più il reddito è rimasto al nord. Noi però abbiamo dentro di noi, dentro il nostro DNA, tutte le capacità e tutte le forze per riuscire a reagire e rifare una nuova rifondazione di questo popolo. Grazie. Carlo Capezzuto. Grazie a Lello Traisci per l'occasione che ci ha dato di poter girare questo video che è diciamo non soltanto un'operazione commerciale, è un'operazione di diffusione del nostro, diciamo, verbo, per cui è importante praticamente poter cercare di portare la risoluzione dei nostri problemi anche attraverso un video musicale, e un grazie da Lello Traisci. Grazie. Carlo Mi Capezzuto. associo alle parole di Capezzuto, infatti è proprio quello che volevo dire pure io. Grazie a persone come Lello che si può rivalutare la nostra storia, ma soprattutto vorrei che si cominciasse a cambiare i libri di storia, perché è da lì che si può essere poi completamente la rivoluzione proprio dai testi scolastici, perché i ragazzi possono prendere coscienza e cominciare proprio a avere fermento di questa situazione, perché credo che ci sia veramente una nuova coscienza per i ragazzi avvicinarsi alla nostra storia e capire tutto il male che abbiamo subito. Ragazzi, un saluto. Quanto prima monteremo il videoclip e spero che sarà cliccato. Qualcuno se vuole lasciare un commento ci fa sempre piacere. Arrivederci, ciao a tutti. Perfetto.